Amici di Directa Sport, buon pomeriggio da Roberto Carta in diretta dal Sussuergiu di Capoterra, 12ª giornata del campionato di eccellenza. Sant'Elena e Calangianus in campo per una sfida che mette già in palio punti pesanti per la corsa salvezza. È iniziata Sant'Elena Calangianus, Solinas continua a mettere pressione, alla fine arriva dalle parti delle Mieceschi che con il tacco smarca Solinas. Ancora a spostarsi, palla sul mancino, entra in area di rigore, palla per le Mieceschi che calcia in porta. La mette giù Curreli, largo sulla destra, prova ad accentrarsi Curreli, grande spunto, cerca il piazzato. Solinas, Vitetta. Palla lunga per l'inserimento di Tusacciu, buono il controllo, calcia con il destro, palo rete, la sbloccata al 26esimo il Calangianus con l'inserimento di Giovanni Maria Tusacciu. Gran controllo, conclusione cui Fortuna non ha potuto fare nulla. Parte Solinas sul fondo. Tambiaggio la rialza col mancino per le Mieceschi che lanza ancora per un inserimento di Tusacciu, calcia Tusacciu. Floris riceve, si allarga, crossa col mancino, Porru controlla, prova a girarsi su Vinicius, c'è poco spazio. Curreli pensa alla conclusione, Curreli che salta Gori in area di rigore, Curreli se la sposta sul destro, incrocia Curreli, c'è stata una deviazione. Cross di Fadda, la ricerca di Vignati, volta non arriva lui per primo di testa, poi ci prova addirittura De Logu. San Biagio, le Mieceschi, calcia dalle parti di Fortuna, non perfetto, non c'è del corner. Parte Curreli, blocca a terra, Matteo Forzati, cerca un dribbling di troppo, perde il pallone, poi finisce giù Fadda, non c'è più tempo, fischia 3 volte l'arbitro, il Calangianus conquista la seconda vittoria in campionato, 3 punti fondamentali nella corsa salvezza.